Buongiorno da Fia Sombertiano, continua il nostro viaggio per la voce dei paesi della voce di Rovigo nell'Alto Polesine oggi per scoprire anche qualcosa di Fia Sombertiano. Naturalmente sindaco, cittadini, le tante associazioni che fanno di questa città una città molto viva, come sempre caratteristica di questi nostri paesi della provincia di Rovigo, la tranquillità, e vediamo se è un valore aggiunto o meno. Andiamo. Con il sindaco di Fia Sombertiano, Luigi Amodonesi. Come sempre cominciamo con la nostra domanda classica. Cittadini di Fia Sombertiano, come sono il sindaco? I cittadini di Fia Sombertiano intanto sono in aumento come numero di abitanti. E questa è un'anomalia. Buon sperare, perché siamo vicini a Occhiobello, siamo vicini a Castel Guglielmo con Amazon, quindi in quest'ultimo anno abbiamo avuto un incremento della popolazione e questa è una cosa importante, quindi siamo quasi a 4.000 abitanti, un po' meno di 4.000 abitanti. I cittadini sono collaborativi, hanno i problemi che hanno tutti i cittadini italiani, quindi qualche situazione di povertà o di bisogno da affrontare, soprattutto abbiamo qualche problema extracomunitari, che vengono ad abitare qui ma hanno bisogno dei servizi, perché normalmente queste persone hanno figli e quindi i bambini hanno bisogno di essere accompagnati a scuola, hanno bisogno di essere inseriti a scuola, hanno bisogno di essere accompagnati e accettati. Direi che come comunità è una comunità abbastanza in fermento, è una comunità che collabora, è una comunità che segnala anche le cose da sistemare nella nostra comunità, ma le segnala con quello spirito di collaborazione che è necessario affinché si possa costruire insieme il futuro di questa comunità. Perché vale la pena abitare a Fieso? No, vale la pena perché si sta bene, c'è tranquillità, è rilassante. Ma è un fatto positivo o negativo secondo te? È positivo. Sì. La parte negativa è che sei in un paese lontano dai servizi e quindi devi per forza essere motorizzato, ma per il resto si sta bene così. Beh, questo è un problema che tutta la provincia di Rovigo ha, purtroppo. Milanesi e ferraresi. E che impressione avete voi di questa città? Rilassante. Lo chiedo sempre. Tu sei milanese? Sì. Beh, decisamente da Milano a Fieso un po' di differenza c'è. Lo stacco c'è, comunque rilassante, si sta bene. Ma tu tutti i weekend. Ma ci abiteresti tutta la vita qua? Non lo so, ci dovrei pensare. E comunque sei fuori un attimo dalla vita, c'è il pro e il contro come in tutte le cose. Se vuoi rilassarti va benissimo, se vuoi stare un po' nella vivacità della vita, nel divertimento devi spostarti. Amici del Tartufo, il tartufo è ormai un prodotto importante. Cosa fate voi come associazione? Allora, noi come associazione cerchiamo di promuoverlo e cerchiamo di mettere giù più piante possibili. Adesso attualmente dovremmo fare con Veneto Agricoltura e la Regione, dovremmo fare una festa del tartufo bianco polesano. Cerchiamo di farlo a Fiesso e dopo noi collaboriamo con l'Istituto Agrario Bellini di Trecenta, dove ci sono gli agronomi, e abbiamo portato tutte le macchine, i microscopi, l'attrezzatura per fare piantine mecanizzate. Cerchiamo di mettere giù piante più possibili, in poche parole. È un prodotto che non ha niente da invidiare a tartufi più blasonati che ci sono in Ma giro guarda per l'Italia. che tanto tartufo di Abba viene dal Polesine. Ah sì? Sì. Adesso non si, Anche se non si potrebbe non dire. si potrebbe dire, perciò dai, viene dal Polesine, viene. Il vostro, come tanti comuni del Polesine, ha una storia divisa con Ferrara e con la Serenissima. Sì. Siete più ferraresi o più serenissimiani? Siete più vicini al Veneto o al Ferrara? Siamo più vicini a Ferrara. Sì. Con Ferrara abbiamo 17 chilometri che ci distanziano da questa città, mentre con Rovigo ne abbiamo 30, quindi anche la scuola dei nostri ragazzi, cominciando dalle superiori, ci sono più ragazzi che vanno a scuola a Ferrara che vanno a Rovigo per ovvie ragioni di distanza, ma non per questo non ci sentiamo polesani, non ci sentiamo rovigini. È una storia a metà anche perché questa sede, la sede comunale di Fia Sombertiano, è Villa Morosini Vendramin Calergi, che è una villa veneta del 1700, dove proprio dei nobili veneziani l'abitavano come residenza estiva. Però l'abitavano perché avevano in gestione delle terre, dei terreni agricoli
a Ferrara, terre di Borso d'Este. Quindi ecco la commistione, ecco l'unione di queste diversità, che però diversità non sono, perché dovremmo tutti sentirci popoli, gente di questo mondo, quindi italiani, che credo che come polesani siamo dei buoni italiani. Ucraine. Come vi ha accettato questa città qua? Bellissima. Sì, tu sei soddisfatta? Sì, bellissima, bellissima. In altri comuni ho riscontrato che effettivamente Rovigo è un po' lontana anche dal punto di vista logistico, cioè sì, non ci sono grandi collegamenti, c'è un po' un problema anche di servizi. Secondo lei perché? Guardi, il nostro Polesine è una terra lunga e stretta, poco densamente abitata, e sappiamo che il problema fondamentale di questa terra così particolare, che è una Mesopotamia italiana, sono proprio le vie di collegamento, le strade. Le strade, se lei va da qui a Stienta per l'Argine del Sabato, se uno non è tanto sveglio, ha un po' sonno al mattino, si trova direttamente giù di strada. Quindi le strade sono state fatte a suo tempo seguendo i terreni agricoli, quindi perché sviavano i terreni agricoli, quindi facevano queste grandi curve. Adesso invece fanno le strade facendo gli espropri, quindi facendo in modo che le strade siano dritte e sicure. Questa è la nostra situazione. La situazione polesana è fatta di una rete viaria che avrebbe bisogno di tanti interventi. Quindi penso che questo sia il problema fondamentale dei collegamenti che ci sono tra i paesi, tra i comuni piccoli e le città di riferimento, e Rovigo nel nostro caso. Però devo dire che i collegamenti ci sono, i bus ci sono, per esempio noi che abbiamo una popolazione anziana importante dal punto di vista numerico, come tutto il Veneto. Abbiamo un'associazione che si chiama Impegno Civico, alla quale diamo disponibilità di 2 pulmini con l'accesso anche alle carrozzine, quindi con delle pedane mobili, per portare la gente che non ha la possibilità di muoversi con dei mezzi propri o che è anziana, presso i luoghi di cura tutti i giorni. Tante associazioni a Fiesombertiano, Impegno Civico, cosa fa in particolare? In particolare è una cosa interessante per il nostro progetto del comune. Allora io le posso comunicare che la nostra associazione è stata fondata nel 2007 assieme al nostro sindaco Luigi Modenesi e all'amministrazione comunale, che ci hanno permesso di compiere il nostro servizio mettendoci a disposizione un pulmino. Allora un pulmino e una macchina, invece tuttora oggi abbiamo 2 pulmini e 2 macchine, perché il cerchio si è allargato e le persone che dobbiamo trasportare sono abbastanza, perché facciamo un servizio per la nostra comunità che è molto interessante, portando le persone che hanno bisogno nei vari centri, nei vari ospedali. Allora, giovani di Fiesso, giovani fiessesi, perché vale la pena abitare qua? Se vale la pena. Infatti io sono nata e cresciuta a Fiesso, adesso per motivi di studio e di lavoro non abito più qua a Fiesso, però diciamo che Fiesso, se posso descrivere in un solo parola, è un posto tranquillo. Ecco, appunto hai parlato che tu non abiti più qua. Cosa si potrebbe fare per invertire la tendenza di voi giovani ad andare fuori dal Polesine e non solo da Fiesco? Cosa manca secondo te? Indubbiamente qualche attività che possa invogliare i giovani a rimanere qua, un po' più di vita, un po' più di qualche cosa che possa portare i giovani a sentirsi parte della cittadinanza sicuramente. Ecco, secondo te il turismo potrebbe essere una di queste chiavi? Sfruttandolo, visto che le tante cose che non conosciamo ma che ci sono in Polesine. Certo, sì, sicuramente ci sono tantissime cose che magari noi da bambini abbiamo scoperto grazie alle gite che organizzavano le maestre o le professoresse, sicuramente c'è, quindi sì, si può puntare decisamente sul turismo. Perché secondo lei non si riesce ad avere un'identità unica di questa provincia? Guardi, probabilmente perché il Polesine, non da adesso, da sempre, è sempre stato un po' terra di conquista. Quindi forse abbiamo tutti un po' paura che ci venga tolto qualcosa. Forse questo è il denominatore che un po' fa mettere sull'attenti ogni amministrazione.
perché comunque sa come il Polesine quanto sia stato sfruttato. Per esempio il nostro delta rispetto a quello di Ferrarese è magnifico, è anche il 3 volte più grande. 90% è molto più grande, e dovremmo forse anche lì valorizzarlo un po' di più e farlo conoscere un po' di più. Probabilmente è questo, insomma, la paura che venga tolto qualcosa. Ecco, lei è presidente onorario. Ora sì, presidente onorario. C'è stato cambio generazionale in Pro Loco? Ma no, direi che più o meno la stessa linea. Sì. Adesso c'è mio genero presidente, quindi... Ma giovani ce ne sono? Questo è il giovane. Ah, sì. No, ne abbiamo dei giovani, ma non vogliono essere inclusi nel consiglio, prendere responsabilità. Ma abbiamo ancora i nostri anziani, la nostra gente valida. È una Pro Loco storica da tanti anni. In quanti soci siete in questo momento attivi? Adesso non so, saremo in 70, 80. Quindi sì. E siete specializzati nelle cene? Noi facciamo il carnevale, che è il più grosso della provincia, e facciamo la festa della Panoccia, che è tutta una festa particolare. Facciamo il costo delle uova e altre feste che inseriamo in mezzo a questi lassi di tempo. Il rapporto tra la frazione e Fiesso Umbertiano com'è? Noi collaboriamo molto con la nostra amministrazione comunale, anche perché io faccio parte addirittura dell'amministrazione comunale, allora collaboriamo, abbiamo un buon rapporto, capito? Ecco, Non vi sentite dimenticati? No, per carità, mai. Voi avete una città di 4.000 abitanti che è un po' un'anomalia qua, perché Sì. gli altri sono molto più piccole. Però sulla carta tutti dicono è giusto, non so, unione o fusione, o troviamo una denominazione diversa, però poi dopo falliscono i vari tentativi. È la gente che non lo vuole, quindi il sindaco deve rispettare un pochino Certo. questo. Credo essenzialmente, dottor Maggi, che serve una legge diversa. Per esempio, le faccio l'esempio della nuova riorganizzazione degli istituti comprensivi del nostro Polesine. La Regione ha deciso, per esempio, dall'anno scorso noi siamo, sia l'istituto comprensivo, uno dei più grandi del Polesine perché ha assorbito Stienta e siamo diventati istituto comprensivo Fiesso Stienta con sede a Fiesso. E ha deciso la Regione, l'abbiamo fatto, non è cambiato nulla perché comunque alla fine i servizi sono sempre stati dati, le scuole sono rimaste le scuole che c'erano, gli istituti scolastici sono rimasti quelli che sono, non è stato tagliato niente. E quindi abbiamo visto che questa fusione tra questi due istituti comprensivi ha dato dei buoni risultati. Serve comunque una legge diversa, perché se la legge sulle fusioni dipende soltanto da un referendum popolare, io credo che andremo a scontrarsi con dei mulini a vento. Serve una visione diversa attraverso la quale si possa arrivare alla fusione tra comuni. Dopo le dico anche che il comune è il baluardo, il front office, la finestra, l'interfaccia tra gli amministratori e la popolazione, perché la popolazione non va in provincia, non va in regione, viene in comune. Quindi il lasciare almeno un front office in ogni comune, anche nei comuni che verranno fusi, se questo avverrà, in modo tale che il cittadino possa avere delle risposte, possa avere un'interfaccia attiva, credo sia importante, perché, le ripeto, l'unico confronto attivo tra amministratori e cittadini sono proprio i comuni, non c'è altro. Fiesso in Festa cosa fa in particolare? Tra l'altro è una città piena di associazioni, quindi piena probabilmente di feste, e voi in particolare? Allora, siamo nati nel 2023, in particolare facciamo la fiera di settembre, diciamo così, in co-organizzazione, in co-gestione con l'amministrazione comunale. Praticamente la fiera di settembre, che quest'anno è la 145esima, ha una storia, una tradizione appunto centenaria, e cerchiamo insieme all'amministrazione comunale di organizzarla insieme alle altre associazioni in modo che insomma, sia piacevole e diventi come ogni anno un appuntamento importante per tutti i cittadini di Fiesso. L'assessore Lorena Romanato, un sacco di associazioni abbiamo visto qua a Fiesso. Perché c'è questa voglia di partecipare, secondo lei, della sua popolazione alla vita poi sociale del paese? Allora, buongiorno. Come
Lei giustamente ha detto tutte queste associazioni che ci sono, il perché sono persone innanzitutto molto volenterose, persone che si danno per il territorio, lavorano con tanto sacrificio, con tanta dedizione e soprattutto per il bene del nostro paese. Infatti, come tutte le associazioni hanno riferito, contribuiscono in una maniera splendida, con borse di studio, con varie attività, sono sempre presenti, per cui diciamo che la motivazione vera e propria sono queste persone dal cuore grande e soprattutto persone che sono vicine a famiglie che hanno bisogno. Pertanto insomma noi dell'amministrazione comunale di Fiesole Sombertiano siamo veramente lieti, siamo veramente orgogliosi di avere a che fare con queste associazioni che si danno per tutti e con tutti. La ZLS, siete anche voi coinvolti? Siamo coinvolti, per ora un pochino marginalmente. La vostra è un paese, una città a vocazione agricola. Sì. La ZLS potrebbe far cambiare un po'? Ma guardi, noi abbiamo, magari nessuno lo sa, ma noi abbiamo delle attività produttive di nicchia e importanti. Quindi abbiamo delle attività che forse industriali poco sono conosciute ma sono importantissime e che non hanno subito periodi di crisi. Ecco, hanno sempre lavorato, anzi si sono ampliate, quindi questa è una cosa che ci dà ben sperare. Quindi questo implica che non c'è disoccupazione nella sua città? Oddio, qualche fenomeno, qualche sacca di disoccupazione ce l'abbiamo, ma direi non così preoccupante come si può pensare. Anzi. Ecco, la domanda poi dopo è di sponda. Questo implica che anche gente da fuori, da altri paesi, vengono. Come siete messi con l'immigrazione? È un problema? Riuscite a gestirlo? Guardi, con l'immigrazione è un problema che per ora riusciamo a gestire. I miei genitori sono del Marocco. Posso farti un'altra domanda? Che siamo la prima famiglia che è venuta a abitare qua a Fiesole, infatti siamo stati... Tutte e due? Siete sorelle? Bambini, sì. Ah, sì. Allora, devo dire che quando ero bambina, come ho detto prima, siamo stati forse la prima famiglia che si è insediata qua a Fiesole extracomunitaria, quindi diciamo che da bambini questa diversità non la senti. Sì, certo, sei l'unica famiglia, l'unica bambina con qualche lineamento diverso, però in mezzo ai bambini tutto questo non si sente. Dopo, quando sono stata un po' più grande, per necessità che dicevo prima, sono dovuta andare via, quindi non saprei dire. Ecco, ma secondo te i tuoi genitori hanno sofferto un po' questo? Non credo, no. Non credo. I miei genitori si sono perfettamente inseriti, quindi direi di no. Ecco, abbiamo degli amici, sia delle nostre stesse origini, sia non, quindi direi di no. Ultima domanda, Sindaco, fra 10 anni come vede Fiesole Sombertiano? Mamma mia, 10 anni come vedo Fiesole Sombertiano, ma noi stiamo lavorando è chiaro che i fondi sono quelli che non sono tanti, ne avremo bisogno di più, però insomma io credo che Fiesole Sombertiano sia su una strada buona. Ecco, adesso realizzeremo tra poco una vasca di laminazione qui vicino a noi, perché con i nuovi cambiamenti climatici sappiamo, ha visto adesso i fenomeni alluvionali di Venezia e di Padova cosa hanno portato. Qua non siamo stati toccati, però non è detto che non tocchi a noi, quindi avere degli interventi che possano permettere lo sfogo delle acque è importantissimo. Andremo adesso anche a sistemare delle aree naturalistiche che sono le gorghe in località Ospitaletto, che non erano nostre ma adesso le stiamo acquistando, questi specchi d'acqua importantissimi dal punto di vista naturalistico, e andremo anche a realizzare il recupero architettonico dell'ex Casa del Fascio, che era la sede del fascismo, poi è diventata sede del Partito Comunista, poi è diventata sede delle scuole medie, e adesso era proprietà fino a poco tempo fa del demanio, l'abbiamo acquistata e andremo anche lì ad effettuare un recupero. Quindi le strade per far sì che Fiesole possa essere quel paese che possa dare risposte alle esigenze della comunità ci sono. Abbiamo le scuole, abbiamo tanti servizi, abbiamo
la scuola media, la scuola elementare, sede di istituto comprensivo più importante come le dicevo prima, abbiamo la scuola materna, l'asilo nido, abbiamo la casa di riposo, abbiamo dei trasporti alternativi come le dicevo prima, oltre quelli che ci sono che fanno in modo di metterci in relazione con le città vicine. Quindi dove ci sono servizi la comunità cresce, questa è la nostra funzionalità. La funzionalità come amministratore è quella di dare dei servizi. Se ci sono servizi la gente viene a abitare a Fiesso e il comune può avere un buon futuro, ecco, può guardare avanti, seppure con le difficoltà che ci saranno sempre, ma i servizi sono essenziali. Grazie Sindaco. Puntata finita, da Fiesso Umbertiano è tutto, naturalmente ci vedremo la settimana prossima, ringraziamo come sempre la Voce di Rovigo per questo format che ci fa conoscere tutte le nostre cittadine, i nostri paesi della provincia di Rovigo, e da Leandro Maggi come sempre è un piacere stare con voi.